Assessore Negri, oggi qui al Parco del Soligo avete ripopolato il fiume Soligo con alcuni germani reali. Qual è il progetto del comune? Sì, buongiorno, abbiamo ripopolato appunto questo soligo grazie alla donazione di questi germani reali fatte dall'Associazione Alpini di Pieve di Soligo. È praticamente un gesto importante e significativo perché su questo fiume che tutti noi di Pieve amiamo e che abbiamo sempre visto e che cerchiamo di popolare e di frequentare il più possibile, cerchiamo anche di dargli una maggior vita e una maggior qualità. In quest'ottica qua, proprio nella giornata di oggi, c'era anche un ripopolamento da parte delle trote, dell'Associazione dei Pescatori del Soligo, anche in virtù di una iniziativa di una gara di pesca a livello nazionale che deve essere svolta verso la fine di aprile. Guardate, il Soligo è un bellissimo fiume, cerchiamo di frequentarlo, cerchiamo di conoscerlo, cerchiamo di valorizzarlo. Gli alpini di Pieve di Soligo amano il Borgo Stolfi, amano il Parco del Soligo e oggi hanno voluto fare questa donazione per tutta la comunità. Certo, speriamo che queste possano riprodursi qua, perché era la gioia vedere tutti i bambini che frequentavano il parco e che continuano a frequentare il parco quando nascevano le nidiate gli anatroccoli piccoli, e vedere che venivano qui a dargli da mangiare, tutto, usciva la mamma con tutti gli anatroccoli dietro, era stupendo da vedere. Purtroppo sono spariti, speriamo che non spariscano anche queste qui che noi abbiamo donato con il cuore per la comunità pievigina. Comunque sono muniti di microchip, se qualcuno le porterà a casa sicuramente andremo a scovarlo dove le ha portate. Ecco. Cogliamo l'occasione anche per un augurio pasquale per tutti i pievigini e per tutte le persone che sostengono gli alpini di Pieve di Soligo, di Barbisano e di Solighetto. Sì, io voglio fare un augurio di una Pasqua serena a tutti i cittadini, non solo di Pieve ma del mondo, e che questa pandemia possa finire presto per ritrovarci in armonia, in compagnia e rivivere le gioie di quando sei in compagnia, perché purtroppo qui chiusi in casa è un dramma per tutti.